una pillola di internet marketing per tutti, per chi? Soprattutto per gli over 50-60, noi che non siamo nativi digitali eccetera, che probabilmente di internet ne sappiamo veramente ben poco. Allora, che dire? Intanto cominciamo a capire che cos'è l'importanza di questi mezzi per fare pubblicità. Io l'ho scritto in questo libricino che vedete qua in fianco, che se volete magari poi dopo segnate sul link che c'è sopra o sotto e ve lo mando volentieri gratuitamente. Spiega un pochino le potenzialità di questo mezzo che è appunto il web marketing in generale o l'internet marketing. Intanto cominciamo con le parole. Cos'è il web marketing? Allora, o l'internet marketing. Guardiamo su Wikipedia. La pubblicità online, chiamata anche internet marketing, utilizza internet per indirizzare messaggi di pubblicità appunto ai consumatori. Questo qua in semplicità. Hai un'attività che fondamentalmente fino a ieri funzionava, avevi praticamente, perché c'era una regola fondamentale del mercato che era la domanda e l'offerta. Fino a poco tempo fa la domanda era più grande dell'offerta, quindi tu potevi agire e guadagnare il giusto sui tuoi articoli che proponevi. Poi dopo la domanda è stata inferiore all'offerta, quindi sei un bivio: o vai avanti e cerchi di affrontare il mercato, o ti fermi e vendi e chiudi, quello che purtroppo sta succedendo. Se decidi di andare avanti, hai delle azioni da fare. La prima, che viene in mente quasi a tutti, è quella di abbassare i prezzi. Però se abbassi i prezzi hai la possibilità di fare due errori fatali. Il primo, che come clienti si chiamano i price shoppers, prima parola in inglese, praticamente sono gli approfittatori di prezzi bassi, che sono clienti che non riesci a fidelizzare, perché vengono da te solamente perché hai un'offerta talmente invitante e succulenta che vengono a comprare da te solamente per questo, poi dopo non li vedi più. La seconda cosa è che più abbassi i prezzi, più il tuo margine di guadagno si abbassa, più non riesci a far fronte alle spese, e quindi a questo punto devi ancora fare una scelta: vai avanti o chiudi. Se decidi di andare avanti, devi naturalmente investire sul tuo prodotto e naturalmente devi investire sul fatto che la gente ti possa conoscere e fare pubblicità. Partiamo dai clienti, i vostri clienti ideali. In inglese, come sempre, si chiamano prospect, che sono praticamente i clienti che secondo te sono quelli giusti per il prodotto che tu offri. Quindi devi trovare chi sono questi tuoi clienti ideali che non ti conoscono e spiegare che esisti e che cosa gli offri. Una volta che ti conoscono, non è che poi dopo vengono automaticamente a comprare da te, devi aumentare la tua credibilità. Attraverso il web è molto più facile, perché se tu fai una pubblicità standard classica sulla radio o sulla televisione, metti uno spot di 30 secondi, di 50 secondi che va a loop tutta la giornata per 20, 30, 10, 15 volte, però è sempre quello. Attraverso il web puoi proporre più cose in modo che la gente conosca quello che hai, quello che fai, e possa appunto scegliere te rispetto ai tuoi competitor. Vuoi saperne di più? Allora, innanzitutto, se vuoi il mio libricino puoi richiederlo attraverso il link che è sopra o sotto, adesso non mi ricordo più se l'ho messo sopra o sotto, comunque cliccate lì e dopo ve lo mando volentieri. E poi dopo, per saperne di più, se volete anche chiamarmi, volentieri, perché veramente mi fa piacere, visto che io l'ho scoperto in periodo over 50 e anche forse un po' di più, e quindi mi farebbe piacere condividere con voi quello che ho imparato e quello che conosco di questo mondo straordinario e fantastico. Da Leandro Maggi, ciao ciao, cliccate qua sotto sopra che vi mando il librino.